Straordinario miracolo eucaristico in Australia. Salve a tutti carissimi. Oggi sono molto emozionata nel raccontarvi una storia che sta accadendo in questi giorni in Australia. Si sta verificando uno straordinario miracolo eucaristico. Tutto ha avuto inizio il 16 di aprile, cioè nel giorno della festa della Divina Misericordia. Cosa è successo? Ci troviamo a Melbourne, in Australia, nella chiesa di St. Paul Sunshine. Si stava celebrando la Santa Messa ed era il momento in cui la Santa Eucaristia veniva distribuita tra i fedeli che si trovavano in fila per ricevere la Santa Eucaristia. Ecco che a un certo punto, quando è toccato di ricevere l'Eucaristia ad una signora, l'ostia purtroppo è caduta per terra e questa signora ha subito consegnato l'ostia ad un accolito che a sua volta l'ha consegnata ad un sacerdote che ha messo l'ostia consacrata in un bicchiere d'acqua in sacrestia, di modo che ricevesse un trattamento speciale. In genere si aspetta che l'ostia si decomponga. A un certo punto erano trascorsi 10 giorni dalla festa della Divina Misericordia e quindi siamo intorno al 26 di aprile, quando il sacerdote si è accorto che non solo l'ostia in questione non si era decomposta, ma stava iniziando a sanguinare. Ebbene sì, l'ostia si è trasformata, già lo era, solo che visibilmente appariva come un'ostia candida, si era trasformata realmente nel corpo e nel sangue di Cristo, per cui si è potuto vedere realmente questa trasformazione, perché l'ostia ha incominciato a sanguinare come una carne viva, si è trasformata proprio in una carne viva. Già lo era al momento della consacrazione, però conserva il suo candore. Tale trasformazione non è visibile a occhio nudo perché l'ostia conserva il suo candore, ma adesso l'ostia sanguinando ha dato prova di essere veramente, realmente un pezzo di carne viva, una parte del miocardio. E quindi chiaramente potete ben immaginare lo stupore generale che ha accompagnato questo fenomeno, questo episodio veramente eclatante che invita alla preghiera ed alla devozione. Bene, allora io vi lascio alle immagini di quanto è accaduto e anche ad un video che documenta lo stato di quest'ostia appunto immersa in questo liquido che ecco ci sta facendo vivere veramente un'esperienza che ci richiama alla conversione, alla preghiera fervorosa e soprattutto ci invita a ricevere l'Eucaristia con maggiore consapevolezza e contrizione dei nostri peccati. Vi lascio all'adorazione di questo straordinario ennesimo miracolo. A presto, carissimi. Kumbaya.
This is the Eucharistic miracle is happening here at St. Paul. Yeah, and kneel down. This is Father coming. Lord, thank you, Jesus. Let's pray the conversion of the chaplet of divine mercy. Come closer. You can touch the class and ask Jesus to heal you with all your asthmas and eczemas and all the sickness we have. This is the true presence of Jesus in the Eucharist. And Jesus really want to confirm to us, especially to you kids, to really take it seriously. When you receive communion, you are receiving the true presence of Jesus in the Eucharist. And look, in his body is together with his blood. Okay? Let's pray the conversion of the chaplet. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You expired, Jesus, but the source of life gushed forth for souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fount of life, unformable divine mercy, envelope the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which gushed forth from the heart of Jesus, as a fount of mercy for us, I trust in you. O blood and water which gushed forth from the heart of Jesus, as a fount of mercy for us, I trust in you. O blood and water which gushed forth from the heart of Jesus, as a fount of mercy for us, I trust in you. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Eternal God, in whom mercy is endless, and in treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair, nor become despondent, but with great confidence submit ourselves into your holy will, which is love and mercy itself. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Most Immaculate Heart of Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Mary of the Cross McKillop, pray for us. Our Lady of the Rosary, pray for us. Our Lady Help of Christians, pray for us. Saint Faustina, pray for us. Saint John Paul II, all the angels and saints in heaven, pray for us. Saint Paul, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We adore you, O Christ, and we praise you, because by your holy cross you have redeemed the world. Thank you. Thank you. Sangi lo leo le aonga ya le wasi asima ya Yesu le vavenga le tupu Saint Paul in the sunshine. Ile baaya yo le toto le tino Yesu mai le Eucharistia. E vi ia Yesu ila na faalinga o faalia ya tatou le mamana wana ngaruenga ai mai seilo na awai fatasi mai tatou faaloa ya tatou le moni o lona afio famao ile Eucharistia ine yo tatou talitonu mai tatou mauti noa le se me fengitai le atua Emmanuel ne yaso famanuia Yesu ya tatou whanau lau tō waonga ia o tatou talitonu tatou tare ya Yesu ina ia whatu putele ro tatou whatu tua. Increase our faith so we can see his miracle, and he is with us as he promised that he is with us always until the end of time. Amen.